Alza la voce, popolo napoletano. Abbiamo una notizia scottante ed esclusiva per voi, appassionati tifosi del Napoli. La squadra cerca di migliorarsi sempre di più per ottenere buoni risultati. Quindi mettete i vostri like e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna novità. Andiamo subito al sodo. Mercato del Napoli, si chiude la telenovela In casa Napoli con il capitano Di Lorenzo. Il terzino ha deciso di rimanere in azzurro, come rivela una lettera pubblicata sui social media. Una decisione che mette fine a tutte le speculazioni sul suo futuro e che conferma il suo ruolo fondamentale nella squadra. Ma le buone notizie non finiscono qui. Il Napoli è deciso a blindare anche Kvicha Kvaratskhelia. Secondo Tutto Sport, il club è pronto ad offrire al talentuoso giocatore georgiano un rinnovo fino al 2029, con uno stipendio di 5,5 milioni di euro a stagione. Questa mossa dimostra l'impegno del club a trattenere i suoi migliori giocatori e a costruire una squadra solida per gli anni a venire. E non è tutto. C'è anche un importante passo avanti nel rinnovo del contratto di Alex Meret. Il portiere, che ha dimostrato grande affidabilità nella scorsa stagione, è vicino a firmare un prolungamento del contratto fino al 2027. Questa notizia è l'ennesimo segnale della volontà del Napoli di puntare sulla continuità e sulla crescita dei propri talenti. Insomma, il Napoli sta lavorando sodo per assicurarsi un futuro radioso, mantenendo i suoi giocatori chiave e costruendo una squadra competitiva. La permanenza di Di Lorenzo, il rinnovo di Kvaratskhelia e il prolungamento di Meret sono passi importanti in questa direzione. Ora, tifosi napoletani, vogliamo sapere cosa ne pensate. Siete felici di vedere questi giocatori rimanere con noi? Lasciate un commento qui sotto e discutiamo insieme di queste grandi conferme per il nostro club. Non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutte le novità del nostro amato Napoli. Alla prossima e sempre Forza Napoli!